Abbiamo chiesto in maniera molto garbata, com'è il rapporto con Simico, di avere le tempistiche dei cantieri e quando verranno aperti e soprattutto quando saranno terminate le opere. Urge fare il punto della situazione perché le Olimpiadi 2026 non sono e potrebbero non esserlo solo bob, slittino e skeleton, i tempi si stanno stringendo sempre di più. Il primo cittadino di Cortina lo sa e non vuole rischiare che la regina, ma nemmeno l'Italia, facciano una brutta figura. La PEC a Luigi Valerio Sant'Andrea, commissario di Simico, è partita ieri perché ancora di cantieri non c'è traccia e si parla del fulcro di quel che saranno i Giochi Olimpici a Cortina. Dal punto di vista della parte infrastrutturale, quindi di viabilità della via delle Guide, del nuovo impianto di risalita che è un progetto di finanza che dovrebbe collegare il centro a Socrepes e poi con un tunnel in Corso Italia, che è la vera opera iconica che Cortina si aspetta, la parte di viabilità lungo Boite, la pedonalizzazione di via Cesare Battisti, la ristrutturazione conservativa del trampolino, la sistemazione e adeguamento dell'impianto dello stadio del ghiaccio e più una riqualificazione della piazza ex mercato. Sono tutte opere e strutture essenziali previste per l'evento olimpico e quindi di fatto è arrivato il tempo di veder partire i lavori, di avere contezza di quando inizieranno e di quando finiranno. Il tempo se ne è passato tanto, si è discusso tanto, le conferenze di servizi sono andate tutte per la strada giusta, oggi è il momento di fare il punto sulle cantierizzazioni e vedere i cantieri partire. In attesa che si concluda la telenovela Bob, il bando di gara per la realizzazione del Budello Light pubblicato lo scorso 29 dicembre scade il 18 gennaio, ma sarà il CIO a fine mese a scrivere la parola fine.